24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il Consiglio regionale ha approvato in seconda lettura, con votazione unanime dei 59 presenti, il nuovo Statuto del Veneto. La votazione è avvenuta per appello nominale. Oggi possiamo affermare, ha detto il presidente dell'Assemblea Clodovaldo Ruffato, di aver vinto questa sfida e di averla vinta insieme. Nonostante lo scetticismo, la diffidenza e persino l'ostilità che da mesi gravano e minano la credibilità delle istituzioni e della politica del nostro paese, ci siamo assunti insieme l'impegno di dare alla nostra regione una carta che riscopre e riconferma i valori, la storia, la cultura e le tradizioni del nostro popolo. Se mi fossi trovata nelle stesse condizioni probabilmente avrei reagito esattamente nello stesso modo. Si chiama legittima difesa e purtroppo ad essere colpiti sono sempre i più deboli e i più fragili. Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell'assessore regionale veneto Elena Donazzan, PDL, che con i toni che abbiamo appena sentito ha lanciato una campagna di solidarietà nei confronti di Paolo Meneghetti, il pensionato di Noventa padovana che ha sparato a un cittadino albanese durante una colluttazione. Una vera e propria istigazione di reato per il deputato padovano dell'UDC Antonio De Poli, che parla di iniziativa da medioevo. Dichiarazioni prive di qualsiasi senso di pudore civico e politico per il consigliere regionale del PD Piero Ruzzante, per il quale Donazzan farebbe bene a spiegare che cosa ha fatto lei e il suo partito politico in tutti questi anni di governo nazionale e regionale affinché una situazione del genere non si verificasse. Drastica rifondazione comunista che con Daniela Ruffini, presidente del Consiglio Comunale padovano, chiede le immediate dimissioni dell'avversaria politica. A insorgere contro la Donazzan anche la rete degli studenti medi del Veneto, che affida un comunicato stampa alla propria indignazione, parlando di dichiarazioni fuori dal tempo e dallo spazio che alimentano un clima di giustizia fai da te e di sentenze da stadio. Penso che farsi giustizia da sé non porti da nessuna parte. Certo che c'è un senso di mancanza di giustizia nel paese. Risposte non ne avrei sinceramente, ma non si fa così comunque. Io sono sempre per difendermi, no? Quando sparo dico hanno fatto bene, però il Vangelo non dice così. Lei cosa ne pensa? Che ha fatto benissimo, perché se non c'è lo Stato, che dovrebbe farlo, che ci difende, dobbiamo difenderci da noi. Che voi avreste sparato? Ah beh sì, se mi trovavo lì sì, non avevo nessuna remora. Allora io non avrei sparato perché violenza chiama violenza, però se cominciamo a reagire con violenza secondo me non è più finita. Quindi non avrei sparato, però posso constatare anche di persona che c'è un disordine, un abbandono a queste cose. Avrei fatto lo stesso anch'io, è vero, ha fatto bene, molto bene, secondo me ha fatto bene. Dopo il blitz degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate a Cortina, non danno segno di volersi placare le polemiche ed è intervenuto direttamente anche il presidente della regione Luca Zaia. Non siamo la Gomorra italiana, non siamo contrari ai controlli fiscali, ma non vogliamo che il Veneto sia usato come una gran cassa, né vogliamo che passi l'idea che siamo una sorta di Gomorra italiana. Cortina e i veneti non vivono di evasione. La vicenda ha suscitato un grande dibattito non solo tra i cittadini, con le proteste del Consorzio del Turismo, che medita addirittura di far causa per danno di immagine, ma anche con il disappunto del sindaco di Cortina, Andrea Franceschi. Due giovani marocchini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dai carabinieri della compagnia di Feltre perché ritenuti responsabili della rapina, lo scorso 11 novembre, ai danni di un'anziana, che fu ridotta in fin di vita. I due, entrambi ventenni, erano entrati in pieno giorno nell'abitazione a Seren del Grappa.
con l'intenzione di compiere un furto. Nella casa hanno però trovato l'anziana e dopo averle legato mani e piedi l'hanno colpita con ferocia al capo fino a ridurla in fin di vita. I militari hanno avviato le indagini svolgendo una minuziosa ricerca di elementi e di riscontri. Sono stati così individuati gli autori dell'aggressione che aveva turbato la comunità locale. Trenitalia taglia il servizio notturno nord-sud, rivolta contro le ferrovie. Appello al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera per rivedere le scelte assunte dall'azienda di Mauro Moretti. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.